Ci troviamo a pochi metri dal punto esatto del crollo, Ponte Verdura ormai da una ventina di giorni intransitabile. Uno smottamento che ha spaccato di fatto la Sicilia in due con disagi e danni davvero notevoli. Sono tanti i disagi, ci sono problemi di trasporto, sono aumentati i costi delle merci, ci sono molte difficoltà e chiedo se la politica viene da chiedersi, ma non ve ne facciamo pena? Lei è titolare di un ristorante oltre il ponte e disagi gravissimi. Siamo alla chiusura ormai. Da giorno 3, da quando è accaduto il fatto, non vediamo più persone, solo qualche caffè e basta. Cosa si aspetta dalla politica, dalle istituzioni? Dalla politica non mi aspetto niente perché non c'è niente da aspettarsi. Dopo diversi tavoli tecnici coordinati dalla Prefettura di Agrigento, l'ANAS ha varato un progetto provvisorio. Il cantiere è aperto, i lavori preliminari sono cominciati, ma ci vorranno nella migliore delle ipotesi una quarantina di giorni, forse un po' troppi per un'arteria così importante. Oggi il Presidente della Provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, assieme ai suoi assessori ha voluto dare un segnale di attenzione verso questa emergenza, ma non solo, ha anche proposto una soluzione alternativa molto forte. Sentiamo Dorsi. Possiamo essere rispettosissimi del prefetto, lo siamo, ne apprezziamo totalmente il lavoro che ha fatto anche per questa vicenda, ma possiamo pensare e ritenere che forse l'intervento del genio militare avrebbe potuto risolvere immediatamente il problema? E dato che c'è lo stato di calamità e questo consentirebbe al genio militare di intervenire immediatamente e con i soldi e con i fondi dell'ANAS, potremmo pensare che noi in una società cosiddetta civile avremmo potuto risolvere il problema di tanta gente che opera qui nel territorio. Vi muoverete in questa direzione? Io proporrò questo tipo di discorso, perché non si interviene con il sistema dello stato di guerra? Perché siamo in guerra con una società che se ne sta fregando, indifferente, con dei politici, me compreso, che non riusciamo a risolvere un per niente, prendiamone atto e vediamo cosa fare, anche arrivare alle dimissioni. Presente qui sul Ponte Verdura anche il sindaco di Sciacca con una delegazione di assessori e consiglieri comunali. Allora ascoltiamo Fabrizio Di Paola. L'ANAS ancora probabilmente non si è veramente resa conto della difficoltà che stanno attraversando le nostre popolazioni. Abbiamo dovuto sollecitare in più occasioni che c'erano determinati tratti che erano assolutamente intransitabili e la cui condizione sarebbe peggiorata con il transito. Quindi è evidente che è necessario da parte delle istituzioni locali il massimo dell'attenzione nei confronti dell'ente proprietario della strada perché comprenda veramente quali disagi in questo momento si stanno subendo.